Benvenuti, bentrovati allo Speciale Medicina. Allora, oggi vorrei ricondurmi ad uno studio scientifico fatto da medici, studiosi, ricercatori americani, i quali sostengono che sorridere possa agevolare nel prosieguo di un percorso diagnostico, clinico, terapeutico quando si è malati. Quindi sorridere fa bene, quindi sorridere aiuta la salute a venire fuori in qualche modo ed aiutarci ad affrontare le patologie. Ma un sorriso deve essere sano, deve essere anche un bel sorriso. E oggi ne parliamo con il dottor Giovanni Castorina, medico odontoiatra, il quale ci spiegherà quali sono i segreti, innanzitutto, prima di parlare, addentrarci in quello che può essere anche l'aspetto patologico dei nostri denti, del nostro apparato buccale in genere. Ecco, qual è il segreto per un sorriso sano? Buonasera a tutti. Il segreto per un sorriso sano è essere felici e poi sicuramente la prevenzione, perché andare con continuità al dentista quelle 1 o 2 volte all'anno ci permette di portare avanti un sorriso sano, privo di carie, avere una buona igiene orale che, come ben sai, potrebbe anche portare a malattie sistemiche, a peggiorare o a migliorare alcune malattie che sono tipo malattie cardiovascolari, malattie tipo il diabete, che possono naturalmente influire anche nell'igiene orale. Quindi tutto il nostro organismo è assolutamente collegato con il buon mantenimento di quella che è la struttura dentro la nostra bocca, che è rappresentata dai denti sia sopra che sotto. Certo, sicuramente avere una buona igiene orale, andare a fare l'igiene dal dentista, previene o aiuta a migliorare tanti aspetti di altre patologie. Anche le donne in gravidanza, se hanno uno stato infiammatorio a livello gengivale, possono avere dei parti prematuri o possono avere anche dei problemi durante la gravidanza. Malattie cardiovascolari, come ti parlavo poco fa, come l'infarto miocardico, l'arteriosclerosi, oppure anche a livello del diabete, perché sia il diabete può portare a un peggioramento della malattia parodontale, quindi delle gengive con la perdita dei denti, ma anche al contrario, cioè se noi abbiamo un'igiene non bellissimo possiamo aumentare o peggiorare il diabete. Si sono fatte anche delle ricerche anche sull'aspetto delle malattie neurologiche, sull'Alzheimer e anche il Parkinson, che con dei problemi dentali possono peggiorare o possono migliorare, migliorando anche la situazione della bocca. E a questo punto mi viene anche da chiederle, a parte ormai lo sappiamo un po' tutti, il mal di testa, la cefalea può dipendere anche da problemi dentari, ma a quanto pare anche problemi sulla nostra postura possono dipendere dai denti. Deve sapere che ci sono dei problemi che possono essere o ascendenti, quindi derivare dai problemi dell'ATM, quindi della bocca, o discendenti, quindi dai piedi, quindi plantari e via dicendo. Ci sono degli studi che permettono di capire se questo problema è ascendente o discendente e grazie a dei dispositivi o anche all'ortodonzia, quindi a sistemare meglio i rapporti occlusali e via dicendo, si migliora anche questo aspetto della posturologia che è legato alle cervicale, ai forti mal di testa, ci permettono tante cose. La bocca è lo specchio del nostro corpo. Noi se riusciamo a sistemare la nostra bocca sicuramente migliora tantissimo, anche dal punto di vista posturale. Noi abbiamo un sacco di pazienti che soffrono di questi disturbi e noi tramite giocatori di basket, sportivi, qualsiasi persona. Piedi, la colonna vertebrale, insomma c'è un collegamento, sempre con la dolenzia, il fastidio, lo stare male a livello generale, perché poi diventa anche con la vista. Anche la vista. Anche la vista. Perché quando noi dobbiamo concentrarci e quindi dobbiamo focalizzare, stringiamo i nostri denti. Se non abbiamo una buona occlusione, mal del collo e il mal di testa possono aumentare. Allora, dottore Castorina, la malocclusione, che può essere anche un motivo appunto di usura di questi denti, no? Perché si strofinano, si degradano in qualche modo. Ecco, questo è un qualcosa che noi possiamo risolvere andando dal dentista, oppure è un qualcosa che ci dobbiamo portare dietro o mettere qualcosa per evitare? Allora, il dentista è il posto giusto per risolvere queste abrasioni, questi problemi di strofinamento
di bruxismo. Ci sono diversi metodi, o dei dispositivi tipo il Bite, che è un dispositivo che si mette soprattutto la notte perché noi non riusciamo a regolare la nostra forza masticatoria o i momenti di Ma questo avviene aberrazione. di notte, il bruxismo avviene di Il notte? bruxismo di notte non è controllato, di giorno lo possiamo controllare perché noi ci rendiamo conto che stringiamo i denti. Dottore Castorino, ma perché chi soffre possiamo chiamarla patologia? Ecco, potrebbe anche essere sì. definita tale. Ecco, perché non si ricorda di farlo? Cioè di giorno, lei sta dicendo che avviene anche di giorno, però chi ce l'ha non ricorda questo meccanismo E che infatti una delle domande che faccio ai miei pazienti è proprio questo: devi focalizzare durante il giorno se stringi i denti. Alla seduta seguente viene il paziente e mi dice sì, anche io di giorno stringo i denti. Come si può ovviare facilmente? Interponendo la lingua in mezzo ai denti, quindi o la lingua cioè, viene schiacciata oppure uno non stringe i parlava denti. di bite, che cos'è? Il Bite è un dispositivo medico fatto in silicone di uno spessore variabile in base a quello che vogliamo noi andare a risolvere nel paziente, che viene messo soprattutto la notte, ma può essere messo anche durante il giorno per È sopportabile, dottore Castorina? se si trova la soluzione, sì, nel senso che poi diventa indispensabile per molti pazienti e quindi sicuramente all'inizio può essere un corpo estraneo, no? Però poi uno si abitua e poi trova il giovamento, quindi se noi mettiamo sul piatto della bilancia tra il fastidio e lo stare bene, sicuramente lo stare bene va... Vince. Esatto. E allora, noi abbiamo capito nel corso degli anni, siamo nel terzo millennio, quanto sia importante la pulizia della nostra bocca, lavare i denti almeno 3 volte, 2 volte al giorno, se proprio non ce la fai 3. Ecco, avere una buona educazione, cioè lavare i denti prima di andare a dormire dopo aver cenato, perché il ristagno, insomma, credo che faccia danni. Ecco, però malgrado questa civiltà, perché noi siamo adesso nel pieno del civismo, no? Nella conoscenza culturale di queste cose, a volte i denti cadono, le gengive si infiammano e magari non fumiamo, magari ecco, non li aggrediamo, ecco, non siamo noi cofattori che agevolano questo malessere delle gengive. Ciò perché avviene? C'è una genetica, una familiarità, un qualcosa? Sicuramente parliamo della malattia parodontale. Sì. La malattia parodontale può avere anche una familiarità, però è qualcosa che si può tenere sotto controllo e mantenere nel tempo. Quindi quei pazienti che gli sanguinano le gengive, sentono i denti muoversi, tutte queste serie di problematiche vanno messi in un reparto che si chiama parodontologia, dove c'è uno specialista, un clinico, che prende cura di questi pazienti andando innanzitutto a migliorare la malattia parodontale, perché purtroppo la malattia parodontale non si può curare ma si può stabilizzare. Andandola a stabilizzare il paziente sicuramente trova tanti giovamenti. Adesso ci sono anche delle visioni in cui la malattia parodontale è anche legata al bruxismo e al serramento, quindi sono diciamo tutta una serie di conoscenze che piano piano si fanno negli anni che possono essere dei cofattori, il bruxismo, della malattia parodontale. Ma non è detto che chi abbia questa malattia debba necessariamente perdere i denti, no? Chi ha questa malattia però necessariamente deve andare al dentista. Ovvio. Perché il dentista dovrebbe cercare in tutti i modi di salvare i denti quando è possibile e quindi curare la malattia parodontale. Certo, deve essere un rapporto 1 a 1, nel senso che se io vengo dal dentista e mi affido al dentista, lui farà di tutto per curare i miei denti anche a livello gengivale, quindi la malattia parodontale, però poi noi chiediamo al paziente di seguire tutti i nostri adempimenti, perché gli diciamo come lavare i denti, quante volte lavare i denti, quando venire a controllo. Quindi se c'è un rapporto di fiducia e che ci permette di portare avanti questo trattamento, sicuramente la perdita dei denti o la caduta dei denti potrebbe non avvenire o comunque allungarsi negli anni. Quindi questa è una guida importante, però ci sono tanti individui che soffrono di questa malattia, ma proprio tanti. Esatto. Cioè o non la si conosceva così tanto bene, o non... perché adesso si parla effettivamente tanto di questa patologia a carico delle gengive, credo, no? Che sia a Certo. carico delle gengive. E allora, tutto sta lì. Allora, andare dal dentista,
Fa paura, dottore Castorina, la verità è anche quella, no? Allora, diciamo che la paura del dentista, quella è insita nella parola dentista. Ma lei lo sa che quando si incontra una donna e le si chiede qual è il medico che ti terrorizza di più? Sono due per la donna, il ginecologo e il dentista. Ma del resto la bocca dice tutto di noi, è anche una sorta di pudore quello che si prova nell'aprire la bocca. Guarda, quando le persone sorridono e si mettono già la mano in bocca, già significa che hanno un problema magari estetico, no? Sì. E quindi si coprono e già questo è un pudore. Come si risolve la paura del dentista? Intanto già dalla prima visita dare fiducia al paziente, cercare di entrare in empatia, già questo risolve tantissimi di quei problemi, perché comunque se tu vieni, ti affidi a me e io ti devo dare la voglia di affidarti, ti devo dare quella percezione che da noi sei in un ambiente tutelato dove tu potrai e riuscirai a farti curare i denti. Ha detto una cosa di grande sensibilità, perché io da paziente quando sto dal dentista lo guardo, sono proprio il mio sguardo, penso di ognuno, no? Che sia seduto lì, perché ci si affida attraverso la vostra espressione, perché da come voi vi accigliate oppure guardate noi capiamo se è grave, se è meno grave, cosa potrà fare, cosa non potrà fare, quanto tempo. La paura c'è, dottore Castorina, del dentista, quindi dobbiamo sfatare questa cosa e cercare di incoraggiare un po' tutti, No, ma quello... Diciamo che oltre all'empatia poi ci sono anche dei dispositivi che ci aiutano, come la sedazione cosciente, che sarebbe inalare un gas che è il protossido d'azoto che ci rilassa. Io lo uso sempre meno perché cerco sempre di raggiungere un'empatia col paziente. Magari inizialmente facciamo queste giornate col protossido d'azoto, queste visite, però poi piano piano cerco di fare staccare questa cosa al paziente perché voglio che sia cosciente che il dentista, di far passare questa paura del dentista. Ma, dottore Castorina, questa è una cosa che io effettivamente non sapevo. Quindi si utilizza qualcosa per far calmare, ma qual è l'atteggiamento di chi ha paura? Cioè non apre la bocca, serra i denti, trema, entra in uno stato di confusione? Tutti quelli che hai detto, dipende dal soggetto. Quindi... Ci sono quelli che tremano, quelli che hanno paura ad aprire la bocca, ci sono quelli che iniziano a sudare, ci sono tante visioni di questa paura del dentista, però poi alla fine basta sapere come trovare il quid del paziente è già molto avanti. Allora, ma da quale età dobbiamo andare dal dentista? Cioè i nostri figli, no, che adesso effettivamente vanno incontro spesso a carie perché diciamo che il cibo spazzatura aiuta anche i dentisti a lavorare sulla bocca dei bambini. Diciamo che già dai 4 anni si può andare dal dentista. Per un controllo? Per un controllo, perché uno può anche arrivare a capire la malocclusione del bambino, se un bambino ha problemi anche per come chiude la bocca, al di là di vedere come crescono i denti, se inizia ad avere i denti da latte cariati. Diciamo che già a 4 anni sarebbe una cosa molto importante andare al dentista. Dottore Castorina, secondo le sue previsioni, questi molari del giudizio di che vatte la pesca, cioè ma prima o poi il genere umano migliorerà in evoluzione, spariranno questi denti che per quanto utili potessero essere causano a volte più guai che altro? Questo solo la natura ce lo può dire. Noi, nella sua visione pratica. No, nella mia visione pratica no, ci sono ancora dentro. Ci sono ancora, sì. Quindi non è vero che spariranno, no. Continuano ad esistere, a venire fuori, spesso sono in posizioni certo. Fastidiose e causano basta problemi. Affidarsi a una persona che riesce a risolvere i problemi. Lo so, però quello comporterebbe anche un piccolo intervento, cioè sì. L'incisione, eccetera, insomma. E allora, qual è la dieta che noi dovremmo fare, oltre che per preservare la salute del nostro cuore e di tutto quello che c'è dentro noi, per evitare che i denti si ammalino o invecchino prima del previsto? Perché anche i denti invecchiano, no? Allora, sicuramente gli zuccheri non fanno bene ai denti. Ma nella misura in cui uno esagera? Nella misura in cui, come anche i cibi, le bevande gassate, sono sicuramente dei cibi, una dieta che sicuramente può portare a una maggiore erosione dello smalto, alle carie, ai problemi parodontali. Quello che dovremmo mangiare è avere sempre una dieta sana,
come, come per tutto il nostro, per tutto il nostro E organismo. questo non lo Esatto. facciamo e quindi siamo soggetti a più controlli, anche perché i denti, cioè il sorriso, come abbiamo detto Ma io le all'inizio, posso garantire che già facendo 2 controlli all'anno, va non, bene così, sì, va non bene così. naturalmente dopo aver fatto un piano terapeutico al dentista. E allora, l'impiantologia così in generale per capire, ha risolto il problema, non so, ora io quello che voi fate non è che lo conosca appieno, però del ponte, dell'aggancio di altri denti finti, che poi, insomma, l'impiantologia è una Allora, nuova medicina, insomma, che però ha una buona utilità. L'implantologia è la sostituzione fisica di un dente o di più denti quando dobbiamo andare a riabilitare un'intera arcata. Sicuramente quando noi dobbiamo scegliere su un paziente se andare a mettere un singolo dente con l'impianto o andare, come si faceva prima, se non ci sono delle condizioni particolari tipo l'osteoporosi, tipo dei farmaci come bifosfonati che possono portare a necrosi ossea e quindi non possiamo intervenire Quindi la sull'osso. necrosi ossea è pure a livello del nostro osso. Se un paziente prende bifosfonati per terapie, mancanza di calcio, per Certo, non queste si può terapie, avvitare. non si può aggredire l'osso, perché l'osso non viene più irrotato dal sangue e quindi può portare a questa... Però fortunatamente ormai anche questo è stato superato con i nuovi farmaci con i bifosfonati, quindi facendo delle terapie iniziali e dopo si possono anche ora cercare di sia fare le estrazioni che mettere gli impianti. Però ritornando al discorso degli impianti, ormai è una pratica che si usa tantissimo perché la tecnologia, l'avanguardia, le basi scientifiche ci permettono comunque di stare tranquilli, perché ormai gli impianti si mettono da 50 anni, quindi è ormai una... Che è considerata una giovane età, visto che la vita media biologica dell'uomo si è allungata di 10 anni, Esatto. si è anziani dai 65, ancora a 50 siamo giovincelli. Certo. E quindi sta dicendo una cosa che ha anche una sua pesantezza, perché se a 50 anni io già faccio l'impianto, No, non è no, solo no, dico per... l'implantologia c'è da 50 anni. Ah, dico. da No, 50 no. anni, avevo capito, No, no, dai no. 50 anni si inizia No, con l'impiantologia. no, no. Ok, benissimo. E allora volevo chiederle però una domanda che molta gente mi riserva per poter poi io chiederla a voi, ospiti della mia trasmissione. Ma non è che il medico dentista sia un medico per pochi e non per tutti? Cioè diciamo che il costo dell'impianto, il costo di alcuni trattamenti non è purtroppo possibile per tutti. Ma come dobbiamo fare? Io credo che per la salute non ci sia prezzo, nel senso che non è vero che il dentista costa o è costoso o uno si deve vendere la macchina per andare al dentista. Io credo che ormai la visione del dentista, visto come l'aspetto costoso, non può più prescindere da questa cosa, perché noi diamo salute. Questo è Quindi vero. se lei viene da me per avere salute, stare bene, poter sorridere, poter mangiare e poter avere una migliore qualità di vita, perché ci sono pazienti pure a 90 anni che si fanno mettere gli impianti per migliorare la propria qualità di vita. Io ogni volta quando vedo un paziente dico: qual è la sua aspettativa? Vuole migliorare la sua qualità di vita? Sì, e allora possiamo procedere in Questo un è tal bellissimo senso perché o si non può senso. risparmiare, esatto, e pensare più alla salute, soprattutto anche da questo punto Perché di vista. cioè, andare dal dentista e curarsi i denti è un investimento che si fa in due. Lo faccio io perché per me ogni euro che lei dà a me, per me è sacro e io cercherò di fare di tutto per farla stare bene. E voi perché fate un investimento perché dovete migliorare la vostra qualità di vita. Perché se Giusto. lei non mangia, lei sa benissimo che il bolo, poi Come inizia no. a avere la pancia gonfia, tutte queste cose. No, 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 la bocca è un apparato estremamente importante per tante cose, questo lo Esatto. sappiamo, è che a volte l'utenza chiede più accessibilità, più disponibilità da parte dei medici dentisti, visto il costo ormai a volte insomma abbastanza esplosivo, per poter accedere a delle cure e migliorare. Non è che la gente non voglia migliorare, ma magari non ce la fa, allora chiede la vostra disponibilità, ma quello che ho capito Ma è che noi siamo c'è la disponibili vostra per disponibilità. la salute. Questo mi fa soltanto piacere.
Io voglio fare un'ultima domanda. Adesso ci sono tante pubblicità, no? Attraverso le quali apprendiamo che possiamo con un pennellino colorare il dente di bianco, levare il giallo dovuto anche all'usura dello smalto, il fatto che magari fumiamo, eccetera. Ecco, ma questa arte cosmetica fa bene al dente? Ci possiamo fidare o dobbiamo necessariamente chiederlo a voi l'aiuto per sbiancare i denti? Io credo che ci Ce sono la cose conceda che deve fare. No, io penso che lei. Le faccio un esempio, no? Lei si compra questo pennellino bianco che serve a un bianchetto Ci avevo pensato. Ok, ma se lei non si fa l'igiene orale ogni 6 mesi al dentista Ok. e si passa questo Che bianchetto, combina? che cosa combina? E poi lei lo sa dal punto di vista chimico cosa c'è questo. Cioè, la pubblicità può aiutare o indurre a fare qualcosa, però io penso che siccome siamo medici Sì. e noi sappiamo quello che facciamo e come lo facciamo e i prodotti che utilizziamo perché li studiamo, uno secondo me bisogna affiarsi al dentista per questo tipo di cosmetico, lo sbiancamento, con tutto quello che c'è. Poi noi abbiamo ad esempio gli igienisti che spiegano come mantenerlo nel tempo, tutta una serie di adempimenti che cerchiamo sempre per migliorare le aspettative dei nostri pazienti. Velocissimamente, proprio l'ultima domanda. Allora, lei ha parlato di igiene orale, quindi il che comporta togliere il cosiddetto tartaro, conosciamo tutti ormai questo termine. Ecco, ma chi soffre il dolore? Chi ha una soglia bassa del dolore? Non è facile a volte sopportare questa cosina che raschia sopra tra il dente e la gengiva. C'è la soluzione per poterlo superare? Certo, perché ormai le tecnologie ci permettono anche di avere dei tipi di ultrasuoni, che sarebbero quelli che servono per levare il tartaro, sempre più gentili, sempre hanno un tipo di ultrasuono che non va a dare tutto quel fastidio. Efficace? Efficacissimo, meglio Bene. di prima. Questa è una bella risposta perché almeno sappiamo, perché magari molta gente non va dal dentista per la avere cura, questa sì, pazienza. per il dolore, perché non tutti riescono a Provare sopportare. per credere, perché se uno va dal dentista, se uno si fa dei preconcetti, Non bisogna peggiorerà sempre, perché uno deve cercare di conoscere, prima di tutto, non da internet magari, andando a parlare con un Vabbè, ma noi abbiamo un con collega un che si medico. chiama Dottor Google e lei me lo butta giù così. Sì. Allora. E allora quindi la litosi dipende anche non solo da quello che abbiamo nel nostro intestino che parla di noi, ecco, attraverso le vie di connessione, ma anche attraverso a Dall'igiene causa orale, dell'igiene. dalle ecco. carie, Quindi dipende da tante cose. Dipende certo. da tante cose. Un velocissimo consiglio da dare a chi ci ascolta attraverso il piccolo schermo? Anche un Prevenzione. incoraggiamento. La prevenzione è un incoraggiamento a mantenere Certo, i denti, no? certo. Ecco, poi quella ereditaria è una sfiga, non è... Sì, ma facendo prevenzione la sfiga si può risolvere. Va Cioè, bene, c'è sempre. siamo fiduciosi. E allora io con un bel sorriso, spero, non faccio così, la ringrazio per queste nozioni che nella loro semplicità hanno un'utilità di arrivo veramente importante. Grazie. Ecco, A noi voi. esistiamo a partire dalla bocca, dal sorriso, Esatto. dall'odore che abbiamo dentro la bocca, dice tutto di noi. La bocca non solo parla per voi, ma anzitutto parla di noi, giusto? Esatto. Grazie e alla prossima puntata. Grazie ciao a ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times. I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain,